e saluto Gianluca Busato, presidente di plebiscito.eu. Che cos'è plebiscito.eu? È il sito con il quale, ormai la storia la conoscete, un certo numero di cittadini, perché proprio sul numero che vogliamo andare adesso, ha votato per l'indipendenza del Veneto. Salve Busato, benvenuto. Buongiorno. E bentornato ai microfoni di Radio 24. Cosa succede? Succede che il Corriere del Veneto ha tirato fuori dei dati, anzi ha chiesto dei dati a chi si occupa esattamente di internet, come Alexa, Traffic Estimate, Calcustat. Hanno stimato, e questi hanno stimato in non più di 100.000 persone, gli elettori del comitato da lei guidato, quando voi avevate dichiarato una cifra, mi pare, non mi ricordo, 2 milioni e passa. Un elettore su 10 si dice sia addirittura collegato da un indirizzo internet corrispondente a Santiago del Cile, e poi elettori dalla Germania, dalla Spagna, dalla Serbia. Busato, che succede? Le avevamo già dato una risposta ieri, ma evidentemente il Corriere del Veneto ha voluto fare una seconda giornata di cattiva informazione, perché queste fonti dichiarate come attendibili, citate dal Corriere, in realtà bisognerebbe capire come lavorano, perché se uno andasse ad approfondire che siti sono e qual è il loro grado di attendibilità, scoprirebbe come ricavano i loro calcoli. Faccio un esempio: Alexa.com ricava i propri calcoli dalle toolbar installate nei browser degli utenti, che sono circa 15 milioni in tutto il mondo, di cui la maggior parte in disuso, e che tra l'altro garantisce stime di traffico laddove molto poco attendibili, ma comunque non per periodi di osservazione che siano inferiori ai 3 mesi. Queste cose le avevamo già dette al Corriere del Veneto, li avevamo avvisati che stavano prendendo un granchio, e il primo giorno abbiamo sentito, ma quando per il secondo giorno di seguito pubblicano il mostro in prima pagina senza che ci sia nemmeno la notizia, allora vuol dire che noi come cittadini veneti dovremmo prendere dei provvedimenti come consumatori e metteremo in azione un'azione consumeristica, e faremo un'azione di massa, stamperemo 1 milione di volantini per invitare tutti i cittadini del Veneto a non leggere più il Corriere del Veneto finché il direttore non si dimetterà. Addirittura non andremo nemmeno più un'operazione, nei bar, Busato, questa è un'operazione un po' sporca nei confronti della stampa, se lo faccia dire, non per ragioni corporative, però non è il modo, no? Non è il modo. Il primo giorno hanno pubblicato un articolo diffamatorio basato su fonti inattendibili, li abbiamo avvisati, abbiamo replicato. Della nostra replica non hanno pubblicato nulla e hanno continuato a rifare la stessa azione. A questo punto noi agiamo come consumatori, perché oltre che essere elettori siamo consumatori. Busato, ma lei esclude, abbia pazienza, mi scusi, ma lei esclude che quindi che ci siano stati dei bot che hanno votato al posto, ossia un'abbreviazione per intendere. Non escludo io, vede, lo esclude PC World, e lo esclude Network World e IDG News, che guarda caso proprio in questi giorni hanno recensito la piattaforma e hanno fatto un'analisi appunto pubblicata in queste tra le più autorevoli riviste dell'economia digitale, della tecnologia digitale americane, che hanno dato notizia corretta di... Ma lei ne capisce di rete, Busato, lei ne capisce di rete? Ma ne capisco, io lavoro in questo settore e quindi mi informo, ma anche se non ne capissi come giornalista dovrebbe, come ho detto agli amici del Corriere del Veneto, ci sarebbe comunque il dovere professionale di informarsi sulle fonti. Quando le fonti sono inattendibili, e te lo dico una volta, tu dovresti avere il preciso dovere come giornalista di andare a pubblicare le cose per quello che sono, non pubblicare notizie basate sul nulla, e scrivere articoli spazzatura. Busato, io su qua adesso devo chiudere con i tempi. Prometto agli ascoltatori che domani sentiamo il direttore del Corriere del Veneto, perché non possiamo lasciare la cosa così, ci vuole il contraddittorio. Grazie Busato, buona giornata. Grazie, buonasera.